Un taglietto là, ma insomma dai, ma è andata ben così dai. È andata bene ed è stato un miracolo quel faccia a faccia con il malvivente che all'ora di pranzo di martedì l'ha sorpresa nella sua casa a Foen di Feltre resterà un ricordo indelebile. Incontriamo la 76enne nelle vicinanze della sua abitazione, rispettiamo la sua volontà di non essere ripresa in volto e ascoltiamo il suo racconto. Paura sì, anche perché non sai come si comporta, non era anche agitato sto ragazzo. Ha un'età approssimativa fra i 20 e i 25 anni il giovane che la donna si ritrova in casa. Lei cerca di avvicinarsi alla finestra per gridare aiuto, ma lui brandendo un coltello che le avvicina alla gola la fa desistere. E non avevo tanta roba, ma insomma quelle 3-4 polanine. E beh, ho dovuto andare di sopra a prenderle e non volevo che venisse nessuno perché ho la casa a più piani. Perché dopo lassù avevo magari la borsa, avevo dentro soldi, documenti, quelle cose là non si sa mai. Si è fermato sulla scala, lui aveva paura che io col telefono, che avevo un telefono sulla scala, sul giroscala, prendessi quello e telefonassi, ma non ce la facevo, insomma. La donna prende i suoi ori custoditi in camera e li consegna al malvivente, al quale la mascherina nasconde i tratti somatici. Sono momenti concitati. Ottenuto il maltolto, il ladro scappa inforcando una bicicletta in direzione Boscarizza. Sotto shock la donna chiama i carabinieri che fanno scattare immediatamente il piano antirapina. Nella sua abitazione i militari di Feltre arrivano per raccogliere ogni informazione utile alle indagini. L'episodio è il secondo nel giro di pochi giorni a Feltre, ma per le modalità con cui è accaduto i fatti potrebbero non essere collegati. Il bottino si aggira attorno ai 900 euro, valore stimato dei monili in oro sottratti alla 76enne. Le ricerche fino ad ora non hanno dato esito alcuno.